Nella città del gigante l'obiettivo è mettere un pilastro fondamentale per completare la stagione nel migliore dei modi, sia che si tratta di puntare in alto, che si tratti invece di mantenere la categoria. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Cammuca qui per assistere alla sfida tra Akragas Futsal e Athletic Club Palermo, giornata numero 18 del campionato di Serie C1 Girone A di calcio a 5. Ha contato su tanti portieri in questa avvio di stagione, naturalmente Mazzola, anche Riccardo Romeo che adesso veste di fatto i panni del preparatore dei portieri. Intanto qui Tuzzolino con la prima conclusione importante della partita, respinta da Graceffo, salva Cillari mentre c'è l'avanzata tentata da Palermo. Tocco adesso per Cillari, cerca di chiudere lo scambio, poi calcia e pallone sopra la traversa. Finora una grande opportunità per parte. Qui Tuzzolino colpisce il palo, poi Tuve realizza, ma c'è stato il tocco di mano di Tuve e allora punizione. Tocco di Favaloro in angolo. Prova a rispondere subito l'Akragas. Cillari va a calciare, colpisce il palo. Si salva Favaloro, si salva l'Athletic del tapin, o meglio il tapin vincente di Tuve arriva da un tocco sul palo e arriva la rete dell'1-0 dell'Akragas firmata da Palermo. Esce male dai suoi ultimi metri l'Athletic e allora i padroni di casa sbloccano la partita. Qui intanto Tuzzolino si libera e segna sempre lui, segna sempre Giovanni Tuzzolino. La rete dell'1-1 che dunque ristabilisce subito la parità qui allo Sport Village. Colloca la palla sul dischetto Tuzzolino e allora calcio d'angolo. Restivo! E la rete splendida di Vincenzo Restivo che toglie la ragnatela dall'incrocio. Vantaggio Athletic Club, perla assoluta di Vincenzo Restivo. C'è a dribblare Ferentino, va dentro, interviene Sacco, poi lo bianco recupera. Giuliano da ultimo uomo. Giuliano prende velocità, Giuliano, intervento di Graceffo. Palla in calcio d'angolo. Restivo che è rientrato al posto di Lobianco. Fiorentino gli apre la strada in travaglia. Fiorentino, la piazzata parata da Graceffo. Vediamo se riparte l'Akragas dall'altra parte con Cillari. È bravissimo Favaloro a dire di no. Il primo arbitro, De Lisi, serie di finte, sterzata, De Lisi, il tocco, Tuve al centro. Diventa un tiro e diventa l'1-3. Lo dicevo qualche secondo fa. Lo trasforma Ciccio Tuve, torna a segnare dopo essere tornato a giocare. 3-1. Qui palla dentro di De Lisi, ribattuta, attenzione perché c'è un 2 contro 1 per l'Akragas. Palermo col tocco, Cillari, pallone fuori. Cillari contro De Lisi, palla per Palermo, chiude il triangolo Cillari, paratissima ancora di Favaloro e palla messa in fallo laterale. Sacco, anche lui rientrato. Cillari respinto da Giuliano, poi altro tentativo, la palla in qualche modo passa, segna Cillari, dorme qui l'Athletic. È rete del 27, la rete del 2-3 e Mio si chiama time out. Recuperare un gol di scarto, Vallecchia di corsa contro Zambuto. Vallecchia, palla di pochissimo fuori. Questa è decisamente una notizia meno buona per la squadra di casa. Punizione di Lobianco, in travaglia Fiorentino, colpisce l'esterno della rete, bello lo schema qui. Il giocatore classe 82, mentre è battuta la punizione Fiorentino la tiene in campo, poi prova ad andare sul fondo, torna sui suoi passi, ancora Fiorentino, Lobianco con tiro deviato, calcio d'angolo. Favaloro rischia qui in qualche modo Lobianco, poi Restivo, corre, velo di Fiorentino, in travaglia, secondo palo, Fiorentino, ma qui esulta e fa bene in travaglia perché ha trovato una grande traccia per servire sul secondo palo. Emanuele Fiorentino, 2-4. Tanto Tuzzolino, palla per Tuve, 2 ex Villaurea, verticale di Tuve, Giuliano, Graceffo che sogna il doppio salto, sa che è difficile ma ci prova. Giuliano, golasso di Giuliano che si riporta tutti a spasso. 5-2, entra finalmente anche lui nel tabellino dei marcatori
non ha utilizzato Spaziani, la sensazione è che il numero 9 abbia qualche problema e non possa essere della partita. Intanto Zambuto chiama al grande intervento Favaloro. Andrà Restivo ancora alla battuta, cerca dentro Giuliano che l'aggancia, ha i tentacoli al posto dei piedi Giuliano, bravissimo, poi Graceffo su Tuvepa, ancora Giuliano, Graceffo la blocca, Tabita gli dà una mano, De Lisi va da solo, palla che finisce proprio da Tabita dopo il tocco. Restivo colpisce il palo, poi Tuvela sterzata, viene fermato ancora in power play l'Akragas quando stiamo per entrare gli ultimi 4 minuti di gioco. Occhio a Zambuto, c'è il buco, lo riempie perfettamente Zambuto, 3-5 adesso è il punteggio. Ma intanto c'è la punizione, quarto fallo commesso dall'Akragas, sulla palla c'è Restivo, rincorsa perpendicolare alla porta. Restivo con la rincorsa camminata dentro per Intravaglia, Marcello Bianco, il più lesto di tutti, a mettere la zampata giusta. 3-6 il risultato, segna anche lo Bianco. Ultimi 4 secondi, rimessa per Palermo, Sacco respinto, poi lo Bianco, arriva Palermo, arriva Vallecchia, arriva anche il suono della sirena. Ha vinto l'Athletic Club Palermo che torna a vincere in trasferta, batte 6-3 l'Akragas Futsal.